Rieccoci con il sindaco di Treviso Giovanni Manildo a Primus Inter Pares. Abbiamo l'ultimo stacco prima di concludere. Parlavamo di Goldini, ha detto che a ottobre ci sarà un altro evento, ce lo vuoi raccontare? Sì, il 29 ottobre ci sarà l'inaugurazione della mostra Santa Caterina, storia dell'impressionismo, con 120 capolavori si parla, c'è una mostra eccezionale sull'impressionismo da cui ci attendiamo grandi riscontri, non soltanto come crescita culturale della città ma anche come indotto economico. La cosa bella è che insieme a questo ci sarà anche con le associazioni industriali faranno una mostra sempre sul Novecento organizzata sempre da Linea d'Ombra su artisti contemporanei, e a Santa Caterina si potrà vedere, oltre alle nostre collezioni permanenti che sono assolutamente interessanti, quelle di Santa Caterina e quelle del Bailo, anche un'altra proposta di Goldin, che è l'immagine femminile nel Cinquecento in dialogo, che sono dei capolavori che verranno dalla National Gallery di Scozia, con due ritratti maschili che abbiamo nel nostro museo, che sono il ritratto del Domenicano di Lotto e lo Speroni di Tiziano. Questi è anche un modo per far conoscere sempre di più il nostro patrimonio, quindi se continuiamo in quest'ottica di valorizzazione delle cose che abbiamo, inserite anche con l'eccezionalità delle temporanee. Quindi ci attendiamo, oltre alla proposta culturale, che da questo ci sia anche un indotto economico importante, e la città sta rispondendo in modo positivo. Cambiamo argomento. Treviso, sarebbe come una favola, non vedere Treviso, a detta degli abitanti del Veneto, dicono una città coccola con queste mura, sembra che lì sia tutto fatato, che vada tutto bene, invece quando ci sono le persone che ci vivono i problemi ci sono anche a Treviso. Ecco, il lavoro, l'occupazione giovanile, com'è la situazione a Treviso, sindaco Manildo? Ma allora, è vero che Treviso ha questa atmosfera di città ovattata. Il problema dell'occupazione l'abbiamo come direi tutto il territorio nazionale. Il Veneto e Treviso hanno una situazione migliore rispetto a livello nazionale, però devo dire che è necessario che tutti lavorino per creare occupazione per i ragazzi. Non è una competenza diretta dell'amministrazione, però è lievito per la dignità e per la convivenza il fatto di cercare delle occupazioni. Noi stiamo lavorando sul fatto, insieme alle associazioni di categoria, per cercare di creare delle strade di sviluppo. Si lavora sull'idea dell'artigianato digitale, questi famosi Fab Lab, i nuovi makers, le nuove persone, la creatività, quindi cercare che quello che sappiamo fare, cioè il saper fare veneto e saper fare trevigiano, è un asset. Stiamo cercando di lavorare per creare occupazione in questo senso. Poi è un tema incredibile, quello cioè difficile, un tema dove dobbiamo com'è lavorare. La situazione, se fare un panorama? La situazione è adesso la percentuale esatta non conosco com'è l'ultima, perché ci aggiorneranno adesso dell'ultimo osservatorio sugli ultimi dati, e anzi saremo in Camera di Commercio proprio prossima settimana per avere i dati oggettivi della situazione. Siamo in calo quindi abbiamo una maggiore occupazione, il trend è positivo, ma è un trend positivo di poco conto. Questo è un tema, quello dell'occupazione giovanile, che ci deve lavorare tutti. Cosa possiamo fare noi come amministrazione? Lavorare sui campi dove poter creare occupazione. Quello classico, l'abbiamo toccato prima, è quello del turismo, quindi il fatto di creare nuove opportunità per il turismo, creare nuove opportunità di essere capaci di attrarre degli investitori, dei finanziatori dall'estero, e anche dei turisti che portano soldi alle nostre comunità. Su questo stiamo lavorando sulla valorizzazione dei nostri cavalli di battaglia, che si va dal prosecco ai prodotti tipici. E sul tema, dicevo prima, anche grazie abbiamo qualche incubatore digitale importante nelle vicinanze di Treviso, qualche start-up che lavora in questo senso. Stiamo cercando di creare queste nuove prospettive per i giovani. Si può guardare in avanti con fiducia per quanto riguarda l'occupazione giovanile? Abbiamo il dovere come amministratori cioè noi non ci possiamo permettere di essere pessimisti. Cioè, nel senso, quando qualcuno ha un ruolo in qualche modo di responsabilità pubblica,
ha il dovere di individuare delle strade da perseguire con coraggio e fiducia per cercare di non dare spensierato ottimismo senza senso, ma cercare di dare delle prospettive. Io penso che questo sia il compito che noi dobbiamo avere, cioè avere la fine a 3 centimetri dal volto è una cosa terribile. Noi dobbiamo allargare questa prospettiva e con i ragazzi stiamo cercando di insieme di utilizzare questo luogo di regia. Ecco, io penso che il territorio trevigiano è un territorio che ha 1000 potenzialità. Mi ricollego a quello che avevo detto prima. È necessario, questo lo abbiamo anche detto al governo, che si lavori su una seria legge del Made in Italy. Io penso che questa sia l'unico modo per cercare di creare veramente ricchezza e mantenere ricchezza nei nostri luoghi. Ecco, io penso che questa sia una strada dove dobbiamo lavorare, il governo deve lavorare, ci deve essere un riconoscimento del fatto che ci sia appunto la posizione del Made in Italy. Il Made in Italy, lo abbiamo detto, è un brand che tira più della Coca-Cola, cioè è apprezzato nel giro del mondo, quindi la ricchezza... Apprezzato e copiato. Esatto, allora Male. la ricchezza derivante dal Made in Italy è giusto che venga sparsa in un territorio, non deve essere di un solo singolo marchio che mette fatto in Italia. La domanda è d'obbligo, Sindaco, sì. E quindi le medie e piccole aziende, leggevo molto tempo fa, che delle zone della provincia di Treviso economicamente erano addirittura le zone più ricche del mondo, parlo a livello industriale, a livello esatto. Ecco, la situazione oggi com'è nella piccola e media industria, visto che tanti imprenditori se ne sono scappati all'estero per via delle tasse, per via di tutto quello che conosciamo e conoscevamo per quanto riguarda l'Italia? Allora, la situazione è migliore che in altre parti d'Italia, senz'altro, però è una situazione difficile, cioè noi abbiamo una classe imprenditoriale ottima e quindi è merito loro se sono riusciti a garantire un livello di ricchezza e una ricaduta sociale della loro ricchezza. Io credo moltissimo nella funzione sociale che ricorda anche l'articolo 41 della Costituzione della nostra, delle ricadute sociali dell'iniziativa imprenditoriale. Adesso chi è che funziona? Funziona chi lavora con l'estero. Cioè gli imprenditori, ne ho parlato anche con molti trevigiani, chi è riuscito ad avere a essere competitivo lavorando molto sulla tecnologia, sull'innovazione, sul saper fare che gli italiani hanno. Ecco, questo è qualcosa che rende ancora competitivi i nostri territori. Penso appunto che ci debba essere una maggior collaborazione, ricordava lei prima il tema fiscale, sicuramente questo è un tema dove il governo può fare qualcosa, ma l'altro tema è, lo ripeto perché noi abbiamo una manifattura tecnologica altissima, dobbiamo lavorare perché la manifattura rimanga in questi luoghi e dare degli incentivi per cui rimanga, quindi una legge sul Made in Italy. Ma si sta lavorando per questo? Ma io so che su questo si sta un po' lavorando, però penso che i tempi debbano essere molto ristretti, quindi abbiamo anche avuto modo di rappresentarlo quando è venuto il sottosegretario Baretta. Io penso che una legge sul Made in Italy debba essere fatta nel modo più veloce possibile e questo deve essere anche imposto in Europa, perché certo. i veri problemi della legge sul Made in Italy ci vengono dall'Europa, non dal nostro governo, e questo ci serve anche poi non soltanto per la nostra ricchezza economica, ma anche per creare delle condizioni per cui non diventano fattori devastanti quello dei profughi o quello di altre cose. Sindaco, c'è povertà a Treviso, cioè praticamente ci sono dei cittadini che vengono e le chiedono signor Sindaco Molto. non abbiamo da mangiare, Sì. Con questi cosa fa lei? Allora noi abbiamo anche nuove povertà, cioè nuove figure di persone che con dignità cercano di affrontare delle situazioni difficili. Su questo devo dire che io ho molte persone che si rivolgono a me per cercare lavoro, purtroppo non si riesce a trovare con la stessa capacità, la stessa possibilità di risultato positivo che qualche anno fa c'era. Su questo devo dire che un aiuto grosso arriva dal terzo settore, dalle cooperative che svolgono anche dei lavori economici, non so, cooperative agricole, cooperative che si occupano anche di altri servizi. E
Queste devo dire che fanno un servizio di cuscinetto, magari anche con dei contratti magari temporanei, ma che aiutano un pochettino a venire fuori da situazioni difficili, e devo veramente ringraziare il terzo settore, perché è un settore che è un collante delle nostre comunità, pazzesco, per tutti. Non possiamo farne a meno, bisogna ringraziare e riconoscere. Però ce ne sono anche a Treviso. Ma ce ne sono, e il sociale, poi come ci si può muovere, cioè, ci muoviamo, è fortissimo il problema della casa, cioè noi ci troviamo anche molto con aumenti di sfratti, sfratti per morosità, quindi anche con la necessità di cambiare le norme sull'emergenza abitativa, perché in un'altra epoca in cui gli sfratti per morosità. Com'è la situazione case popolari a Treviso, dato che allora abbiamo questa domanda? Allora, case popolari abbiamo sfratti oltre 100. Sono occupate più da stranieri o più da italiani ma a Treviso? Diciamo che sono occupati ancora adesso più da italiani che però sta crescendo molto la percentuale degli stranieri. Adesso il dato, ma forse siamo vicini al 50% adesso. Abbiamo però il problema della residenza delle case popolari, è un problema che va affrontato in vari livelli. Allora, quello dell'emergenza abitativa, cioè della persona che proprio non può sostenere neppure un canone sociale, invece chi può sostenere un canone un pochettino più basso di quello mercato. Case popolari, sindaco? Allora, il numero più o meno, insomma, più o meno tra quelle dell'Atere e quelle del comune sono circa 700-800. Noi adesso ne abbiamo 129 che stiamo mettendo sfitte, anzi siamo partiti, avevamo 129 sfitte che erano da mettere a posto. Le siamo arrivati sempre, oppure le fate anche acquistare a chi ci qualche abita bando dentro? l'abbiamo fatto per metterlo a posto, però il problema è che, ripeto, bisogna capire qual è l'esigenza, perché chi ha la potenzialità di comprarsi una casa ha una disponibilità economica, il vero problema è chi proprio non può neppure pagare quello, quindi la cosiddetta emergenza abitativa. Questa è la vera emergenza, la stiamo cercando di affrontare con delle case che stiamo mettendo a posto noi. Poi stiamo mettendo in atto altri strumenti per far fronte alla possibilità di pagare canoni più bassi. Le case possono coprire la richiesta, oppure bisognerà cercare altre soluzioni? Stiamo cercando anche altre soluzioni, per esempio uno degli strumenti è i contratti transitori, articolo della legge 431 del 98. Noi abbiamo fatto un accordo territoriale tra tutte le associazioni, proprietari, inquilini e comune, per far sì che in determinate zone ci sia un canone più basso e scegliendo quella tipologia contrattuale porta il vantaggio al proprietario di scaricare dalle tasse quanto gli viene, avere vantaggi fiscali, e l'inquilino che paga canoni più bassi. Ecco, noi stiamo cercando di incentivare anche queste forme. Il tema della casa è un tema fondamentale. Adesso anche la Regione, per fortuna, ha avviato dei bandi per la ristrutturazione delle case di proprietà dell'Atere, di proprietà dei comuni, quindi è un tema che viene avvertito anche da altre istituzioni. Però è una delle priorità, ecco, devo dire che dobbiamo muoverci perché questa diventi la priorità. Mi diceva se ci sono nuove povertà e bisogna assolutamente fronteggiarle con tutti gli strumenti possibili. Siamo quasi a conclusione di questa lunga chiacchierata, Sindaco. L'amministrazione e lo sport a Treviso, soprattutto di base, impiantistica, com'è la situazione? Anche lì, se andiamo nei paesi del nord, le amministrazioni pagano, bisogna pagare le tasse, però insomma, è tutto a carico dell'amministrazione. A Treviso com'è la situazione per quanto riguarda lo sport per i giovani, per tutti, e ovviamente io parlo sport di base. Allora, noi abbiamo una bellissima rete di società che fanno sport, e devo dire è una città sportivissima, Treviso, ma non soltanto per i livelli che portano le prime squadre agonistici. Abbiamo vissuto momenti. Parliamo di base. Ecco, lo sport di base è una cosa. Le strutture, avremmo come tutti bisogno di strutture, che si vada dalle palestre a luoghi per poter fare sport. Su questo bisogna assolutamente trovare il modo per poter investire. Io ho visto, adesso c'è una prospettiva buona e bisogna lavorare il credito sportivo che concede finanziamenti a tasso zero. Quindi anche questa è una strada che con
con l'assessore, dobbiamo studiare la prospettiva, abbiamo letto il bando da poco, quindi dobbiamo cercare di lavorare su questo, però io penso che sia necessario, anzi dobbiamo lavorare per fornire il maggior... Perché Manildo, i sindaci, le amministrazioni nella storia dell'Italia hanno investito poco nell'impiantistica sportiva di base, quando lo sport è quello che ti fa togliere dalla testa tanti cattivi pensieri? Mi domando perché capita questo. Si costruiva una volta i campi vicino alla chiesa, la parrocchia era il prete, si diceva così, che col campo vicino faceva. Perché le amministrazioni non hanno mai fatto degli investimenti importanti per quanto riguarda lo sport, che è la vita sana di un giovane, di uno? Purtroppo avevamo una mentalità sbagliata, anch'io vedendo all'estero ero molto colpito quando si giocava sui campi in erba, nei parchi, facevano i campi da tennis in erba, pubblici, gratuiti, cioè è una cosa, sembrava, È vero, è vero. è una cosa pazzesca che mi ha molto colpito, una mentalità diversa. Noi dobbiamo però tornare e recuperare, allora noi dobbiamo avere un concetto diverso di spazio pubblico, cioè noi dobbiamo cercare di dare alle nostre città la possibilità di avere spazi pubblici dove i ragazzi fanno sport totalmente gratuito e dove c'è la possibilità di legarsi, la possibilità di stare insieme. Su questo un ammortizzatore sociale erano le parrocchie che avevano il campetto dietro e dove la fortuna delle amministrazioni, magari nei momenti in cui c'erano più soldi, era quello che queste cose... Non lo fa nessuno, Manildo, non lo fa nessuno. Ecco, penso che adesso di necessità faremo virtù. Io non so se Treviso sarà... No, ma io penso che non sia un problema soltanto di Treviso. Io guardo le città... Lei ha ragione quando dice che lo sport è toccasana. È un toccasana. E però nessuno l'ha calcolato. Si calcolano altre cose nella storia, nella cultura italiana, si calcolano invece io credo che darebbe un grosso aiuto per la crescita dei giovani in maniera... Ne sono assolutamente convinto e devo dire che su questo noi l'assessorato, poi purtroppo i tagli, anche noi come contributi non è che siamo generosissimi perché i soldi del comune non ci sono, però dal punto di vista delle strutture si deve lavorare per poterle farle. Chiudiamo, abbiamo un po' di domande rapide. Sì. La prima è: c'è stato il referendum costituzionale a Treviso, è nato il comitato dei sì. Rapidamente. Ma io sono per il sì alla riforma, sono convinto che sia necessario far conoscere bene il contenuto e sia importante a ottobre andare a votare sì per questo referendum. Penso che il superamento del bicameralismo perfetto sia una cosa importante. Sia importante anche cercare di delineare con maggior chiarezza in che modo fare la rappresentatività regionale, quindi il Senato ridotto da 315 a 100 persone tra scelte e tra persone comunque elette, perché sono i sindaci o altre persone che comunque sono state elette su base regionale, sia un passo in avanti. Poi, come tutte le cose, poteva in certi punti essere scritto meglio, fatto, però penso che sia una riforma assolutamente necessaria e su questo si debba anche fare una corretta informazione. Rapporto sindaco Manildo con l'opposizione, con il grande Gentilini che per tanti anni con è stato Giancarlo lo sceriffo. Gentilini dal punto di vista personale c'è un ottimo rapporto, dal punto di vista politico c'è una contrarietà, cioè siamo totalmente... Riuscite in maniera diversa oppure riuscite in qualche tema ad essere vicini per raggiungere lo stesso obiettivo, il bene della città di Treviso? Giancarlo Gentilini ha inaugurato un metodo importante di vicinanza ai cittadini e su questo devo dire che bisogna anche prenderlo come esempio. Io cerco di prenderlo come esempio perché la sua capacità di ascolto è sicuramente una cosa da prendere in modo positivo. Poi su temi concreti purtroppo ogni tanto c'è questa diversità di angolo di visione per cui cose fatte insieme non le abbiamo annoverate, quindi dal punto di vista politico devo dire che è una... centro a Treviso vi salutate comunque. Ma sì, ma c'è anche un rapporto, devo dire, proprio con Giancarlo Gentilini c'è un rapporto personale ottimo, abbiamo ricordato gli alpini. Sugli alpini siamo contenti entrambi che vengano a Treviso, abbiamo inaugurato uno spazio importante insieme che era partito da lui l'idea di dare questo spazio importante ad alcune associazioni e abbiamo continuato su questa strada, quindi le cose buone stiamo cercando di portarle avanti, poi su alcuni temi c'è una diversità di visione diversa, però penso che la funzione dell'opposizione sia anche quella di stimolare, quindi si devono prendere con serietà
e analizzare anche le critiche che vengono, quindi io quando parla Giancarlo lo ascolto sempre. In questi 3 anni, sindaco Manillo, la cosa che le ha fatto più piacere è quella che le ha dato più fastidio da sindaco? Ma la cosa che mi ha fatto più piacere è l'annuncio che ci sarà il raduno degli alpini nel 2017 a Treviso. È stata un'emozione enorme, proprio da alpino il fatto di accogliere nella città di Treviso gli alpini, i compagni di corso, cioè è una cosa che oggettivamente mi ha Questa è la cosa emozionato. che mi piace. Quella che invece ha fatto più arrabbiare? La cosa che mi ha fatto più arrabbiare è un atteggiamento più che una cosa concreta, è quando c'è una critica a prescindere fuori dai criteri normali del confronto e dell'onestà intellettuale. Poi su questa ci si fa un po' il callo, però è qualcosa che, abituato a lavorare nel privato prima, è qualcosa che ti colpisce tantissimo, cioè la contrarietà pregiudiziale senza spiegare è una cosa che ogni tanto ti amareggia. L'ultimissima, la signora Manillo dice: mai smetterai di fare il sindaco, starai più a casa? C'era anche dal punto di vista preventivo, l'ha sempre detto, quindi, sì, quindi diciamo che è anche il modo per tenere i piedi per terra. Ringrazio sindaco Manillo di essere stato a questa puntata di Primus Inter Pares, e ringrazio la sua portavoce, la Francesca Costa, che mi ha aiutato per costruire questa trasmissione. Auguro ovviamente ai nostri telespettatori una buona serata e buonasera ancora al sindaco Manillo. Grazie a lei, buonasera.